Benvenuti all'anteprima delle notizie di oggi, di martedì 21 dicembre. Rubate spudoratamente le luminarie al ponte di Sant'Andrea. Si attendono ora i filmati della videosorveglianza per identificare i ladri. Nuovo tragitto per i bus di Arriva Veneto a partire dal giorno 24 dicembre. Adesso pensiamo a una pensilina più grande, afferma il sindaco Armelao, a nuovi bidoncini e a un countdown al semaforo in tombola. Da giovedì sarà possibile vaccinarsi contro il Covid anche presso il laboratorio e poliambulatorio SkyLab a Chioggia. Ieri, in Consiglio Comunale, Daniele Tiozzo Brasiola, aumento dei canoni demaniali al Perotoli in Rivavena è stato un errore, verrà compensato. Alessandra Penzo sulle barriere del mercato. Lucio Tiozzo sulla pavimentazione dal Campo Traghetti al Mosella. Barbara Penzo sulla titolazione del Ponte dei Partigiani. Montanariello sulla conferenza dei sindaci sulla costa. Lucio Tiozzo nuovamente. Armellao manterrà le promesse fatte. A Sant'Anna sarà rifatta la copertura della palestra. Più tardi vi aspettiamo per gli approfondimenti.